L'omicidio terribile di Giulia Cecchettin e le parole del padre che oggi abbiamo ascoltato ci richiamano certamente ad una responsabilità. Anche il Vescovo oggi nella sua omelia ci ha richiamato a una duplice responsabilità. La responsabilità che abbiamo come comunità di essere conseguenti alle cose che stiamo dicendo, ma anche la responsabilità di chi continua a non voler vedere e a non voler sentire quali sono le ragioni che portano le società moderne ad esercitare violenza contro le donne. Faccio mie le parole della collega Brescaccin, della collega Cestare. Ho molto apprezzato l'intendimento col quale si è sviluppato una parte del dibattito di oggi. Dicevo, il Vescovo ci richiamava non soltanto ad agire, ci richiamava a vedere e a sentire ciò che sta accadendo, perché la violenza ha un genere, ed è il genere maschile. È il genere di chi ha il privilegio, di chi ha il potere e di chi è abituato ad esercitare quel privilegio e quel potere. Chi quando lavora guadagna di più, chi trova più facilmente un posto di lavoro, chi non è costretto a dimettersi quando rimane incinta, chi quando c'è da fare carriera la fa prima e più velocemente, e anche chi in politica conta di più. È sempre il solito genere. E attenzione, perché nessuno ha parlato di colpa dei maschi, ma di responsabilità sì, e sono due cose diverse. E a questo noi donne, come ci invitava a fare il portavoce Villanova, proviamo a richiamarvi oggi. Perché dire che vogliamo contrastare il patriarcato vuol dire che vogliamo contrastare esattamente quel tipo di organizzazione della società che prevede che sia sempre un'autorità maschile ad avere il diritto di definire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, che è esattamente il racconto che ci faceva prima il consigliere Valdegamberi. È il padre che deve spiegare ai membri della famiglia, che siano la moglie o i figli, come si deve stare dentro la società, nella vita privata, in quella pubblica e anche sul piano politico. E che relega le donne sempre in questo impianto, anche nell'assunzione delle responsabilità, ad un ruolo di subalternità. È il padre che deve insegnare. È esattamente questo lo specchio di quella cultura patriarcale che è certamente l'origine dei femminicidi e dei tanti episodi di violenza contro le donne, violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica. Allora il richiamo della famiglia Cecchettin e del Vescovo è proprio un richiamo a rovesciare questo paradigma, a non vedere l'assassino di Giulia come un mostro, un caso isolato, ma esattamente invece il prodotto di questa società che dal maschile pensa di poter decidere come organizzarsi. E allora certo, Assessore Lanzarin, c'è la necessità di contrastare la violenza, di proteggere e di tutelare le donne che subiscono e continuano a subire forme di violenza. Ma fino a che non vedremo o non ascolteremo davvero ciò che ci sta intorno, cureremo o proveremo a curare il sintomo, ma non saremo mai in grado di curare la malattia. E la malattia è fatta della dimensione pubblica che vogliamo offrire a questa tragedia, a questo dramma, provando anche da qui a condannare all'unanimità le violenze che sono passate, di quelle che si sono perpetrate in questa regione, di quelle che rischiano di continuare se non invertiamo quel paradigma. Dobbiamo farlo contrastando gli stereotipi di genere per cui la donna cura e il maschio decide. E dobbiamo anche imparare, sì, lo ripeto, a usare un linguaggio diverso, che non sempre dentro e fuori quest'Aula ha raccolto la sfida di cui stiamo parlando oggi. Perché anche oggi dover sentire che ne sono state ammazzate tante di donne, ma questo finisce per diventare una telenovela nazionale, è un'affermazione, è un esempio del linguaggio che produce e giustifica la violenza che, portata agli estremi, ha prodotto il brutale assassinio di Giulia Cecchettin. Noi non vogliamo essere complici, Assessore, crediamo invece che questo Consiglio possa dimostrare la capacità
di vedere e di ascoltare. Grazie.